Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. Tra oggi e domani la discesa di una saccatura verso il Mediterraneo centrale determina un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali. Successivamente, nel corso del fine settimana, il rinforzo dell'anticiclone favorirà un progressivo miglioramento. Per oggi, dalle ore centrali, si assiste ad uno sviluppo di piovaschi o brevi rovesci sui rilievi delle zone interne e sullo spezzino. Tra il tardo pomeriggio e la serata, rovesci e temporali in discesa dal basso Piemonte interesseranno i versanti padani occidentali. Successivamente è attesa una rapida evoluzione dei fenomeni verso Levante con sconfinamenti in direzione delle aree costiere sottostanti di Savonese e Genovesato. In serata quota neve in calo fino a 1500-1700 metri sulle Alpi Liguri. Venti moderati o a tratti forti da sud-ovest su Imperiese e Levante regionale, attese raffiche fino a burrasca sul Golfo. Su Savonese e Genovesato occidentale la ventilazione tenderà ad essere debole e a regime variabile, con locali rinforzi in concomitanza di una temporanea rotazione da meridione nel pomeriggio. Infine in serata il vento ruoterà bruscamente dai quadranti settentrionali a partire da ponente. Mare fino ad agitato al largo sul Levante, per la restante parte del giorno molto mosso ovunque, temperature minime stazionarie e un lieve calo, massime in diminuzione. Previsione per domani: notte tempo e al mattino residua instabilità sul settore centro-orientale, ampie schiarite avanzeranno da ponente. Successivamente sarà possibile instabilità pomeridiana sui rilievi delle Alpi Liguri e dell'Appennino orientale, ma in un contesto di deciso miglioramento, con il cielo che tenderà a divenire sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Venti moderati o a tratti tesi da nord, successivamente nelle ore centrali rotazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali. Mare mosso fino a molto mosso a levante, temperature minime in diminuzione, massime in rialzo.